Prego. Comunque rientriamo live. La seconda semifinale del tabellone riservato agli allievi under 17 di questa seconda edizione delle Memorial Buongiorno, con di fronte Gonzaga e Terzo Tempo. Foto di rito per il team calcio, che ricordiamo è già arrivato in top 4 tra i giovanissimi, punta a fare meglio rispetto alla categoria giovanissimi dove ha fatto quarto. E poi foto di rito anche dall'altra parte, vedete Federico Serra, il fotografo ufficiale anche quest'anno dell'organizzazione targata La Foto Sportiva, con Tony Bonuso come sempre, prodigo di grandi impegni, di grande attività, non si ferma un secondo, e quest'anno ha tirato su ancora una volta un bellissimo evento. Foto fatta, allora siamo pronti per cominciare. Ci siamo. Purtroppo non avremo a disposizione i nomi dei ragazzi del Terzo Tempo. Questo un po' dispiace, ma si fa di necessità virtù, si parte. Occhio Flavio, tieni, bravo Flavio. Aspetta, Andrea scappa, Aspetta mica, lascialo lì, aspetta. Sali un po', Lore. Tienilo Zambi. Alle spalle, Loreto, Lotto lì. Bravo, subito. Con il Terzo Tempo che manovra. Adesso è il Gonzaga a gestire il pallone. Stringi Andrea. Aspetta, largo ce l'hai. Calmo Paolo, pure. Calmo, Alu muovi Aluspa, muovi. Ricordiamo che chi vince affronta in finale la Panormus, chi perde affronta nella finalina l'Academy. Panormus. Aspetta lo flap, una porta. Ora. Occhio, Torre che è venuto dentro. Ora Fla. Calma, aperto. Alle spalle quello lì, Paolo. Occhio Zambi, pronto a uscire Zambi. Pallone giocato in avanti dal Sali, Zambi, Terzo Tempo. E fallo laterale. Occupa questa zona. Sali, portalo basso, sali. Sali che sta basso, Sorre. Lasciali Sali che sta giocare. apri di tutto. Muovi. Portalo, Matti, c'è aperto Sorre. Lui, Cristiano. Bravo Andrea. Qui prova a partire il Gonzaga a chiusura.
Ancora la squadra di Sì, Flavio! Mister Inzerillo a partire sulla sinistra, pallone messo in mezzo, riesce a liberare la difesa neroverde, poi allontana definitivamente dalle parti di Arduino Fontana. La può portare in avanti. Carico indietro con Fiorentino. Cambia, Zambi, scambia, Zambi. Tocco per Camarà che la porta avanti. Camarà lungolinea per la corsa di Borsellino. Arriva sul fondo, mette in mezzo. Chiusura provvidenziale, calcio d'angolo. La battuta del calcio d'angolo. La palla che spiove dentro. Colpo di testa di Sorrentino. Aspetta, Fla. Andrea, quello che viene sopra è bravo. Sì, Andrea. Battuta lunga Pure dietro, Alu, veloce. con Camarà e con la difesa del Gonzaga che riesce a gestirla. Arduino vuole il pallone. Portala. Poi avanza ancora Camarà. Giocata tra le linee da parte di Fiorentino, fermato. Va bene. Palla che rimane in campo, ancora Fiorentino a cercare di prenderla, poi Camarà col piede a martello, calcio di punizione. Più che piede a martello, gioco pericoloso del ragazzo in maglia 6. Non giocarla, Ettore, entra in partita. Siamo, su, fatti a prendere sta palla, muoviti. Diamo una mano qui. Muoviti. Occhio alle spalle. Giochiamola se vuoi. Occhio alle spalle, Andrea, chi lo sa? Tuta lunga verso l'area di rigore per il terzo tempo, colpo di testa a mettere fuori da parte di Fontana, poi la corsa di Pagano. Anzi si trattava di Sorrentino che però dimentica il pallone. Portali conquistare. Costringe però a indietreggiare la squadra avversaria che prova adesso ad imbastire qualcosa. Rifugia dal suo portiere. Fuori gioco, signore, Occhio, Alu, siamo piatti, Alu. Alu, dove va? Non la forzare se non c'è. Aspetta, Qui ancora giro palla dalle retrovie per il terzo tempo. Aspetta, c'è Michele, aspetta. Lui si deve abbassare in mezzo, Ettore. Sì, Zambi. Poi giocato in avanti, alla fine recupera il Gonzaga che cerca di ripartire. Non ti fermare, gioca. Apriti. Non è riuscito nella giocata Fiorentino. Sì, vieni qua, accorcia qua, Andrea. Poi lancio in avanti, ancora una volta però impreciso a parte i giocatori del terzo tempo, e allora prova, arrischiando un po' Fontana. Le centrali si aprono e Ettore si abbassa. Camarà porta sulla palla per il Gonzaga. Bravo. Apertura a destra su Borsellino. Fuga del terzino, poi serie di carambole alla fine del terzo tempo che riesce a recuperare seppur per un attimo, e allora nuovamente ad impostare la formazione guidata da Inzerillo. Porta, Matti. Alto, Borse. Lo prende lui. Borse che stiamo arrivando. Ancora lui. Borse, fatti vedere. Camarà. In incontro la torre, invece il pallone va da Fontana. Pagano. Muovi ancora. Pallone scaricato dalla torre. Borsellino. Camarà. Portala centrale. Che sono in bucata. Ancora servizio largo in realtà per Zambito. Il cross, la torre, pallone che rimane lì, controllato con una spalla prima del rinvio.
Prova a ripartire ancora il terzo tempo, ma subito il pressing alto dei giocatori in maglia bianca e verde. Ricordo che si gioca su 2 frazioni da 25 minuti ciascuno. In questo caso nessuna distinzione tra giovanissimi e allievi, che dunque hanno questi 100 minuti più recupero. Tanto ghiaccio per Fiorentino. Qui non riesce la giocata a Sorrentino. Ci conosciamo molto bene. Non l'ho mai vista. Molto bene. Bravo Andrea, ci non l'abbiamo presa, non è. Forte, forte, Zambi, vai a prendere il 10, l'ho detto. Qui girapalla sulla sinistra però poi riconquista il Gonzaga, che spinge sulla destra, pallone verso l'area, la Torre controlla, fermato, alimenta però ancora l'azione la squadra di Miserillo sulla sinistra con il cross allontanato e per rimpallo su Zambito. Palla, mister. Palla. Occhio lo scambio, Torri accorcia. Torri, aspetta. Gira palla dalle retrovie, la squadra nero-verde coinvolge anche il suo portiere. Aspetta, falla muovere, siamo lì, tranquillo. Michele, prendi sto 2. Non concede spazi di ripartenza il Gonzaga, pressione territoriale un po' blanda, ma che però nega giocate semplici. Ora Michele, accorcia, Sorre. Ora Michele. Poi lancio lungo, alla fine perde la pazienza il team calcio e regala di fatto il pallone agli avversari. Arduino, Fontana, Prendi il 10. Aspetta, non rischiare. Bravo. sponda di Di Bella su Camara. Palla in verticale di Camara, Fiorentino con il controllo, però non riesce a gestirla. Forse anche una deviazione, con un po' disorientato il numero 10. Qui intanto recupera palla il team calcio che cerca di andare in ripartenza, scivolata di Fontana. Poi Fiorentino la riconquista in maniera regolare. Il controllo a venire fuori in tempo dal fuorigioco di Di Bella, che però sbaglia il tocco. Recupera ancora però, solo per un attimo, il Gonzaga con l'intervento di Cannella. Poi ancora team calcio che cerca di ripartire. Chiude Camara. E fallo laterale. Occhio su queste uscite, raga, occhio su queste uscite. Non troppo, Ale! Ale! Non troppo,
Qui intanto rimpalli. Apri solo il braccio e lo tieni, Alu, tranquillo, tranquillo. Rimessa per il team calcio. Copertura 1. Poi serie di rimpalli. Ultimo tocco di un giocatore in maglia bianco-verde. Pallone che arriva in aria. E punizione per il Gonzaga. A posto, a posto. Rosario, Rosario. Là, guarda dove. Alle tue spalle. Camara. Il pallone però buttato via dal Gonzaga. Riesce in qualche modo a recuperare. Rimessa per la squadra di Inzerillo. Non lo mettere, convinto. Ettore, si è messo male, Ettore. Si è messo male. Gioele, sicuro quando scendi. Sì, Paolo, facciamo un movimento, Gioele! Siamo due sulla Pallone giocato in avanti ancora dal Gonzaga. Muovi ancora, Camara. veloce, Alu, vieni qua, Alu, vieni. Portala, Fontana. Portala, Matti, portala. Qui la sponda cercata da Di Bella, poi colpo di testa in avanti, ancora Di Bella che prova a riconquistarla. Spazza la difesa del team calcio. E alleggerimento al portiere Arduino. Rosario, guardacelo alle spalle. Ecco, ce l'hai vicino. Scendi, Paolo. Portala. Qui palla recuperata ancora dal team calcio. Camara con la scivolata non riesce a chiudere definitivamente. Allora opportunità per i neroverdi. Chiude però con l'ottima diagonale difensiva Pagano. Fallo laterale team calcio. Occhio, Andrea. Intanto conclusione che si perde alta. Porta ancora. Bravo. Intanto la giocata da parte di Di Bella. Mettiti a posto. Lungolina, fa. Fiorentino. Pallone scodellato per Zambito, fermato. Il fallo. Radio, digli che ha fatto sta direzione. Se non c'è nessuno, posso io. Non c'è nessuno. Oh, a zona, Diego, non lo so, occhio al piede, i 5. La punizione. La palla sul secondo palo, troppo lunga per tutti. Te l'ho detto prima, Lore. Sarà rimessa. Non siamo distanti, non alzare troppo.
Accorcia, siamo 3 contro 0. Rimessa battuta dal team calcio, colpo di testa e il fallo commesso da Sorrentino. Sette e mezzo più recupero. Sì, Michele. Occhio quello che viene. Bravo, Gioè. Le spalle a lui. Battuta lunga. Colpo di testa. Da parte di Fontana, poi la palla è uscita. Ancora. Rosario nello spazio. Occhio alle spalle, ma non è tua sta palla, non è. Vai dietro che è tua, non è. Fallo laterale. Colpo di testa a mettere fuori. Poi può avanzare Di Bella. Corre l'11 in campo aperto. Il tocco a cercare la torre, ma è stato bravissimo qui il difensore ad intercettare. Poi Camarà va a chiudere, prova a girarsi su se stesso, rischia qualcosa, alla fine la palla ce l'ha ancora il Gonzaga con Pagano. Poi sportellate varie, alla fine arriva Cannella, contrasto, fallo. Camarà. Largo Zambito che è arrivata. Ancora Camarà. Tocco per Fontana. Sorre, vai alle spalle, Sorre. Cioè, Matti. Vai alle spalle, Fontana, Sorre. battuta lunga alla ricerca di Sorrentino che arriva in aria, propone subito il cross. Arriva tra le braccia del portiere. Aspetta, Gè, laterale non glielo dare, Gè. Non gli dare il laterale. Fallo giocare, aspetta, Michele. Ora vado, Michi, non gli dare il laterale. Aspetta. Marcelo Zambito. Ancora palleggio nella sua area di rigore. Portala da un lato, Michele. Portalo da un lato, Michele. Si sorre. Alla fine riesce ad uscire dall'area la squadra neroverde. Però si torna indietro già da una quarantina di secondi che il team calcio palleggia, facendo anche un po' di fatica. Il controllo poi di Fiorentino, non trova Di Bella. Giocatore del team calcio a terra. Dai, saliamo. Poi avvicinati pure. Gioca palla e vai via, Vai via adesso, vai via. Quello che viene dentro, Sorre. Vieni, fallo, accorcia un po', Lorenzo, accorcia un po' da questa parte. Non ti preoccupare, viene Lorenzo. Battuta col colpo di testa sfiorato da Borsellino, fallo laterale. Per il team calcio a poco più di 3 minuti dall'intervallo. Poi c'è un fallo. Flavio, vai tu lì. Vai tu a battere, Flavio. Al secondo palo. Copertura Farina che ha dato. E tu copertura. Interessa che prendiamo un uomo l'uno però, Matti, prendi questo che viene, Matti.
primo palo, attaccami il primo palo. Aluspa, portalo fuori, non è un po' dietro. Cipriano, tu centralmente vai. C'è la battuta di questo calcio di punizione a un paio di minuti. Aspetta, Lu, aspetta, dopo che batte, Lu. Troppo distante sei, Cristiano. Vabbè. Area non troppo affollata in realtà. Ci sono 4 giocatori del team calcio. Battuta rasoterra che arriva verso l'area di rigore, in qualche modo allontanata da Fiorentino. Bene, va bene, Resta in attacco il team calcio con questo fallo laterale. a posto qui. Non ti a scappare, Catà. Prova a ripartire adesso, palla al piede, ma perde ancora palla il Gonzaga, che ha perso un po' di brillantezza in questi ultimi minuti fuori gioco. Rientra, lento. A posto. Dunque palla alla squadra di Inzerillo con Camarà e con Fontana che gestiscono. Battuta lunga a cercare la corsa di Sorrentino. Sorrentino in qualche modo prova a impossessarsi della palla, bravo però il difensore del team calcio. La pressione di Bella, che concede solo un fallo laterale nella zona difensiva agli avversari. Intanto entriamo nell'ultimo minuto dei primi 25 del primo tempo. Un calcio che allontana questo pallone. Fontana di testa, l'altro pallone giocato in avanti, forse con una mano Fiorentino sicuramente attaccata al corpo. Rovesciata da parte di Camarà. Vediamo se chiude in attacco il primo tempo il team calcio, che intanto manda a scaldare alcuni elementi della panchina. Andiamo a prendere l'uomo, Zambito, Paolo dietro, Paolo. Il fallo laterale. Colpo di testa a mettere fuori, poi altro colpo di testa conclusione che va a colpire l'arbitro, quindi pallone che verrà riscodellato al direttore di gara. Palla che verrà scodellata al Gonzaga. Evidentemente il direttore di gara ha inteso che la traiettoria di quel tiro sarebbe finita facilmente ai giocatori in maglia biancoverde, che però hanno già perso palla. Allora questo minuto di recupero con Sorrentino che parte, accelera Sorrentino, viene affrontato ma resiste, poi tocco per la Torre che allarga su Zambito. Sorrentino in posizione regolare, Sorrentino prova ad andare in 1 contro 1, affrontato, prova a resistere, alla fine perde palla, cerca di uscire il team calcio, ma c'è stato un fallo. Battuta della punizione, già scaduto il minuto di recupero, si continua a giocare col team calcio che spinge a sinistra, c'è l'intervento di Borsellino, adesso l'arbitro manda tutti a... Tecnicamente negli spogliatoi in teoria potrebbero restare in panca le due squadre. 0-0 nei primi 25 minuti, equilibrio in cui poco o nulla da segnalare dopo i primi 25 minuti.
Torniamo per il secondo tempo della sfida tra Gonzaga e Team Calcio. 0-0 dopo la prima frazione e si parte subito con il secondo tempo col primo pallone affidato al Gonzaga, nello specifico a Borsellino che appoggia a Camarà. Lo devi seguire, Ancora, portalo. La porta su Camarà. Occhio che fanno l'elastico, Farina. Ecco. Fontana. Sorre, alle spalle, Sorre! È arrivato, Martì! Battuta lunga di Fontana. Zambito fermato in fallo laterale. Borsellino andrà con le mani. Di spalle si sale! Poi costretto ad andare indietro Occhio, scoperta! il Scoperta! Gonzaga con i suoi due centrali, Camarà e Fontana. Portalo, Matti! Battuta lunga di Fontana verso l'area avversaria, colpo di testa a mettere fuori da parte di Celano, poi colpo di testa che favorisce l'intervento di Lo Monaco. Lancio lungo per la corsa, all'attenzione perché prova a spingere il Team Calcio con Radwan, uno dei 9 entrati, palla dentro Camarà. Poi dal ritmo Castelli, fermato ancora Camarà con l'intervento, allora palla in avanti di Zambito per la Torre, lungolinea per Di Bella, l'entrata alla fine resiste rischiando anche qualcosa Spitaleri. Poi c'è l'inserimento di Cannella, uno sguardo al centro, il cross col mancino, il fallo, gioco pericoloso di Di Bella, calcio di punizione, qui coraggioso dalla chiusura Cataldo e Nigrelli può andare a battere. Mentre c'è un giocatore a terra in casa Team Calcio. C'è subito un cambio pronto. Marchese a terra. Viene accompagnato fuori, probabilmente sarà proprio lui a lasciare il campo. Molto, signore! Sì, vabbè. Ci sarà proprio Marchese a lasciare il campo. Con l'ingresso con la maglia numero 16 di Morena. Batte la punizione Nigrelli. Alle spalle, Zambi. Occhio, Mattia! Batte Nigrelli. Può cercare di coinvolgere il nuovo entrato. Camarà, palleggio e appoggio. Poi proprio Morena a recuperare. Ancora Camarà, sempre molto presente. Poi non riesce a intervenire Lo Monaco. Si lotta, Morena recupera. Farina, palla per Lo Monaco a cercare la corsa di Giuliano. Camarà anticipa. Battuta lunga sbagliata di Arduino, riesce, o almeno ci prova Sorrentino a recuperare palla, ci riesce invece Pagano che prova a spingere la ripartenza. Di Bella allunga la falcata ma perde il pallone, allora subentra Nigrelli. Qui Fiorentino non riesce a gestire. Palla aperta sulla sinistra per la corsa di Farina, passaggio però di facile lettura per Borsellino che guadagna fallo laterale. In qualche modo la Torre prova a giocarla, poi Farina. Morena allo scontro, ancora Farina, la palla è rimasta in campo. Allora può correre Giuliano. Giuliano inseguito da Camarà. Giuliano, Camarà con la spallata e poi calciando la palla addosso al numero 9 avversario. Guadagna fallo laterale, ricordo ancora 2 frazioni da 25, quindi ancora 20 minuti prima di capire
chi andrà ad affrontare la Panormus nella finalissima che si giocherà tra un'oretta e mezza. Qualcosina in più naturalmente, finali sia terzo quarto che primo secondo posto, che potrete seguire in diretta integrale sul canale YouTube di Sportisiri, poi sulla nostra pagina Facebook. La premiazione, verranno premiati i 4 team che sono arrivati a questa fase finale. Verrà premiato il capocannoniere, il miglior portiere, premio fair play e miglior giocatore ovviamente. Premio anche per gli arbitri, come è già avvenuto, come avete visto un paio di giorni fa, con il torneo riservato ai giovanissimi. Qui intanto rischia qualcosa Castelli. Borsellino, il tocco per Fontana. Ettore, scambia l'uomo il 10, hai fatto bene poco fa. Oh, guarda dove, Farina. Avanza Fontana che rischia qualcosa e perde il pallone. Allora Castelli può far partire i compagni. Si defila Radwan, fermato da Camarà. Matti, non la forziamo, muoviamo sta palla. Qui a vuoto tutti, alla fine allontana Fontana. La Torre, l'appoggio, può avanzare, almeno ci prova Sorrentino, fermato senza fallo da Castelli. Allora la ripartenza di Morena. Giuliano cerca il cambio gioco, lo trova verso Radwan che tocca di prima. Ancora Radwan si inserisce, conclusione Mancini. Sopra la traversa. Non l'hai toccato, però devi filmarsi, Lorenzo. Ti fermi, non ho fischiato e ti fermi, e chi tu fai ciò? Arbitro del vantaggio e poi non vede niente. L'arbitro, lei ha dato vantaggio, però poi è fallo, giusto? Tanto già pronti i ragazzi dell'Academy Panormus che attendono la squadra che perderà questa sfida Pronti a scappare. per giocarsi il terzo posto. Academy Panormus con questo gruppo, praticamente con poche modifiche, l'anno scorso giocò la finale per il titolo tra i giovanissimi, perdendolo contro il fortissimo Palermo di Mister Chiappara. Invece tra un paio d'ore scopriremo chi succederà nell'Albo d'Oro per la categoria allievi all'Accademia Trapani. Camara alleggerisce per Arduino. Fontana può ricevere tra le linee Cannella, pressato e fermato. Radwan, il tocco per i centrali per lo Monaco che prova a far partire Giuliano. Buona diagonale difensiva a parte di Borsellino, palla lunga, bravo anche Farina dall'altra parte. Fontana, Cannella anticipato, ancora Fontana. Loreto può andare, corre, palla poi sulla corsa, non riesce però ad arrivare. Di Bella, tanto prepara dei cambi anche il Gonzaga. Occhio all'altra parte, qui la chiusura. Signore, cambio, signore. Vieni, Zambi. C'è il cambio per il Gonzaga, va fuori Zambito, Esce 17. entra Bazza. È arrivato il pallone, allora si può riprendere. 9 minuti, 20 secondi. Giocare poco più di un quarto d'ora più recupero. La rimessa, proprio Bazza cerca la sponda, poi Loreto. Ingolini a Borsellino, in qualche modo intercetta il team calcio ma può ripartire Di Bella che corre. Di Bella e il cross da dimenticare.
Può andare al rinvio Nigrelli. Può ripartire dalle retrovie con Celano, il team calcio di Mister D'Angelo. Ottima battuta qui per Morena che può correre, arriva anche Giuliano. Serie di rimpalli, alla fine la meglio Cannella. E allora può partire Di Bella che sbaglia però il tocco. Rallenta la corsa di Sorrentino, fermato senza fallo. Poi Coniglio gira palla, il team calcio. Ettore, sulla giocata tu non devi salire. Ahí sta palla. Palla subito restituita al Gonzaga, tanto sarà rialzato Sorrentino. Ciccio, uno che va però, Ciccio, ti concediamo sempre sull'area. Battuta lunga, controllo da parte di Borsellino sui piedi di Giuliano. Avanza, quando vai, va. Giuliano cerca di liberarsi, poi cambia gioco, recupero palla da parte di Pagano che prova a spingere, lancio lungo a cercare la torre, anticipato da Spitaleri, poi ancora Gonzaga con Sorrentino fermato ancora una volta. Coniglio, spalla alla porta, fermato col fallo da Camaro. Occhio, palo, girati, va. Bazza, abbassati, Michele. Abbassa. Muove palla con Celano il team calcio, lancio lungo, preda di Pagano. Poi Borsellino, arriva su di lui Cataldo, poi altro colpo di testa, di nuovo Cataldo, alla fine Bazza. Borsellino cerca di puntare, subisce il fallo. Un giocatore del Gonzaga a terra. Sti lapsus, non bene questa. Com'è? Borsellino a terra. Flavio, com'è? Si rialza pian piano. Si riprende Camara. Palla indietro per Arduino. Intanto stanno già effettuando il riscaldamento i ragazzi della Academy Panormus, ma per il momento di schiodarsi dallo 0-0 questa partita non ne vuole proprio sapere. Cannella, la palla dentro a cercare Di Bella al limite. Borsellino si defila e calcia, la respinta da parte di Nigrelli. L'arbitro ferma adesso il gioco, c'è Spitaleri a terra. Si è rialzato il numero 5 del team calcio. Ultimi 10 minuti che stanno per cominciare con una rimessa per il Gonzaga. Colpo di testa di Castelli, poi
quello di Loreto, infine quello di Pagano. Fontana, poi calcia più lontano che può Celano, Giuliano lanciato, però anticipo secco di Borsellino che la mette in fallo laterale. Oh dai, Flavio, diamo una mano lì, Flavio. Sì, Michele che ha sbagliato, Ciccio. La palla messa in mezzo, spiove senza il Arduino sul cross di Farina. Subito il rinvio, ma rinvio pessimo di Arduino che si dispera. Poi Bazza di testa, arriva Farina. Tunnel di Farina che la riesce a far passare. Giuliano tra le linee. Coniglio, tocco corto. Loreto. La palla in profondità di Sorrentino per la corsa da parte di Bella, anticipato. Un po' di confusione adesso in mezzo al campo. Camarà interviene, si scontra poi con Loreto, palla in avanti di Bella, cerca di mettere ordine, palla dentro, intercettata da Lo Monaco. Il lancio di Morena per la corsa di Giuliano, ancora una volta però Borsellino lo anticipa. Serie di tocchi, poi Morena la lascia allo Monaco che l'appoggia su Farina. Farina prova a convergere, viene fermato, passa poi Loreto, trattenuto. Tre cambi per il team calcio. Cristiano! Vieni, Castelli! Esce Giuliano per l'ingresso del numero 20. Questa accanto a Cali. Entra Cali. Esce anche Castelli. È uscito anche Coniglio, dentro anche Golesano. Dovrebbe essere entrato Cutrona. La battuta di Camara in qualche modo intercettata. Poi la partenza con il lancio a cercare Raduan. Poi Raduan fermato col fallo. E calcio di punizione a 7 dalla fine per il team calcio. C'è la punizione per il team calcio che vuole provare a sbloccarla. Pallone sul primo palo, una magliettina che si allunga. Tutto ok. Intanto attenzione alla corsa di Bazza, esce con fiducia Nigrelli. Poi colpo di testa di Loreto, palla che colpisce il giocatore del team calcio. Borsellino di testa, dopo uno scontro si gioca Cannella. Cannella passa, almeno prova a passare in mezzo a due. C'è la chiusura da parte di Farina per la scivolata di Camarà, dura e regolare. Cannella. E poi la palla arriva tra le braccia di Nigrelli, ultimi 5 minuti in arrivo. Nigrelli fa salire i compagni, intanto si prepara a entrare Job. E via Nigrelli, colpo di testa di Bazza, cerca la torre che prova a passare, messo giù.
Loreto, fallo ammettere, Loreto. Andiamo a aiutare tutti. Fallo di Celano e giallo. Sì, vai, vai. Tancre! Tu rimani Tancre! Rimani qui marcato. Al secondo palo, Ge. Sulla palla Sorrentino. Aspetta! Ecco! 3 in barriera addirittura per Nigrelli. Occhio se gliela gioca, Tancre! Con Calì pronto a staccarsi. Flavio! Mettiti tu davanti! C'è la punizione. Sorrentino propone in mezzo. Alla fine allontana con Golesano la difesa del team calcio. Loreto, posizione regolare, salta un avversario, non salta il secondo. Si tratta di Celano che la mette in calcio d'angolo. Da Luca! Loreto dalla bandierina, 3,5 più recupero. Pallone scodellato lento in mezzo, allontanato, fallo. Cambio, arbitro, cambio. Subito da Morena, arriva il momento di Job. Vieni, Ge, veloce. Veloce, Ge, veloce. L'uscita 9-18. di La Torre. 2! Oh, davanti voi! 3 più recupero alla fine. È ancora 0-0, ancora pochissime le occasioni. Su 10! Occhio alle spalle, Paolo. La battuta lunga di Celano. Colpo di testa all'indietro di Loreto. Poi Camara. Le mani dietro. La giocata ancora tra le linee. Sì, sorresci, sorresci. Qui riesce a passare lo Monaco. Fallo poi di Bazza. Punizione. Occhio qui, se no prendiamo il ribattere, Metti bene! Alzo, dammi, dammi. Oh, è più avanti! Battuta sul portiere, arbitro! Flavio! 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 Non stava al gol. Oh, la ribattuta questa, mettiti più centrale! C'è Celano sul punto di battuta. 1,40 alla fine. E c'è questa punizione, probabilmente andrà per i pali Celano. Fischia l'arbitro. Infatti cerca questa rasoiata con deviazione, calcio d'angolo. Rimane in attacco la squadra di D'Angelo. E di nuovo Matti. Il secondo palo è 2. Alu. Occhio Michele. Che l'arbitro. Direttore di gara che indica l'orologio, farà recuperare tutto, ma adesso angolo con lo Monaco. Pallone sul primo palo prolungato. Lo insegue, attenzione qui alla spallata regolare di Camara, ultimo tocco è di Cataldo, si riparte dal fondo. Muovi, dai Paolo. Dai Paolo. Cutrone a posto! Portala, Poli, portala. Per Borsellino. Portala. Lungodine, Poli. Borsellino corre. Tira bene. Qui Job non riesce a gestirla. C'è forse un fallo, si continua a giocare. Palla calciata in avanti da Farina. Dai, Rosario, forte, Rosario. C'è Andrea. Forte. Sul 10! Tancredi, sul 10! Allunga di Sorre. Pagano. L'anticipo secco qui da parte di Cataldo. Poi ancora Pagano cerca di portarla via. Alla fine la calcia per ultimo Loreto e si riparte dal fondo. Salire tutti! Scadono i 50. Di nuovo, davanti. 3 minuti di recupero.
è spettro dei rigori che si avvicina. C'è battuto il rinvio a vuoto tutti, allora attenzione a Raduan che si inserisce, il tocco per Morena, 1 contro 1 con Borsellino, per la palla per i centrali Camara. Bazza cerca di controllarla, poi di testa interviene, arriva anche Cannella, vediamo se riparte il Gonzaga con la palla in verticale, Farina intercetta. Ancora Farina, può procedere, perde però il controllo, Cannella sbaglia anche lui, poi intervento di Loreto su Calì, rimessa per il terzo tempo, per il team calcio, scusate. La rimessa per Farina che scambia, poi arriva anche Calì, subentra nell'azione Loreto, il fallo. Dai, veloce Loreto. Veloce, veloce. Andrea. Vai dentro. Paolo, Gioca su Camarà alla fine. Cambio gioco su Pagano. Spalla alla porta, prova a giocarla Di Bella. Resiste Di Bella, ingresso in area. Poi la giocata di Sorrentino che la scarica fuori. C'è l'ottima chiusura qui da parte di Lo Monaco. Raduan poi insegue il pallone, Fontana lo fa scorrere, tocca indietro. È Arduino che la vuole portare su. Arriva Borsellino, c'è la pressione da parte di Farina che costringe all'errore l'avversario. Lo Monaco trattenuto da Bazza, punizione. Una dopo l'altra. Giallo per Bazza. Ma perché entriamo così? Stiamo bene. Minchia Picciotti, ma come si fa? Come se non c'è E recupero che inevitabilmente si allungherà di almeno 30 secondi. Occhio Rosani. Celano per la punizione. Paolo, staccati un po' di Mancano 15 secondi allo scadere dei 3 di recupero, ma sicuramente si giocherà ancora. Occhio Rosa. Non lo fare scappare, Alu, prendiamolo. Fischia l'arbitro. Celano, Scodella in mezzo, è una buona palla, ma è buona soprattutto per Arduino che rilancia subito, non vuole perdere tempo. Lo Monaco intercetta, poi arriva Di Bella che corre col pallone ma lo butta via. E per l'arbitro può bastare. Si andrà ai calci di rigore per decidere chi raggiungerà la Panormus tra il Gonzaga e il team calcio.
E allora torniamo perché siamo pronti per i calci di rigore che decideranno il nome della seconda finalista di questo Memorial Carmelo Buongiorno, almeno per quanto riguarda gli allievi Under 17. Partita terminata sullo 0-0, andrà a calciare per primo il Team Calcio e lo fa con il suo numero 5 Spitaleri. Spitaleri contro Arduino, fischia l'arbitro, batte Spitaleri, spiazzato il portiere, 1-0. In tutto ciò osserva, interessata, la banda Panormus, potremmo così ribattezzarla perché c'è un'Academy Panormus che attende il nome della semifinalista perdente per affrontarla tra pochi minuti. E poi c'è la Panormus di Caracausi che attende la vincente. Intanto Bazza dal dischetto, parte col destro, anche lui spiazza perfettamente il portiere avversario. Un tiro e un gol per entrambi allora. E lo Monaco è il secondo rigorista per il Team Calcio. Arduino torna in porta per la trasformazione di Ettore Lo Monaco. Il fischio, la rincorsa di Lo Monaco, traversa e gol col brivido. Il rigore di Lo Monaco che vale il nuovo vantaggio per il Team Calcio. E adesso si presenta dal dischetto Di Bella. Di Bella contro Nigrelli, fischia l'arbitro. Di Bella sotto la pancia di Nigrelli, 2 tiri e 2 gol per entrambe le squadre. E adesso Celano, l'uomo dei calci piazzati di casa Team Calcio, ad eseguire il terzo penalty della sua squadra, caricato anche da Nigrelli. Celano contro Arduino, fischia l'arbitro, parte Celano, perfetto il suo rigore. Il terzo rigore lo tira Loreto, il numero 10 del Gonzaga, che ha una bella responsabilità perché da qui si gira la boa. Terzo rigore anche per i biancoverdi di mister Inzerillo. C'è il fischio, atteso per prendere la rincorsa, poi va col mancino, altro bel rigore per il tre pari. Adesso tocca a Wesam Radwan. Quarto rigore per il Team Calcio. Radwan contro Arduino, fischia l'arbitro, parte Radwan, centrale,
piazzato ancora Arduino. 4 tiri, 4 gol per il Team Calcio, che adesso si affida ai guantoni di Nigrelli e chissà ad un'imprecisione di Cannella, che è il quarto rigorista per il Gonzaga. C'è il fischio. Cannella alle stelle, e allora è il Team Calcio la seconda finalista del tabellone allievi under 17 del secondo Memorial Buongiorno. Pesa l'errore di Cannella e allora subito in campo la squadra di Inzerillo per affrontare l'Academy Panormus